Bene, innanzitutto anche io vorrei fare dei ringraziamenti, in particolar modo all'associazione che mi ha invitato a esporre questa sera e produrre soprattutto il libro di Ciglia Surace, e l'amministrazione comunale che ci ha concesso comunque gli spazi nei quali siamo, e ovviamente l'autore e il collegio di regione. Bene, io vorrei un attimino focalizzare quelle che sono le cose importanti, come potete leggere, per mantenere il ruolo attivo e fondamentale che il geometra topografo si è conquistato e meritato nei decenni passati nelle procedure di rilievo e di rappresentazione del territorio. Egli deve avere un'elevata formazione tecnico-scientifica. Oltre alle nozioni apprese durante il periodo formativo della scuola secondaria, deve padroneggiare i sistemi di riferimento e le tecniche per la trasformazione delle coordinate. Scusate, ma non sono abituato a parlare in pubblico, quindi vedremo un po' la voce. La teoria degli errori ampliata ad elementi di algebra lineare, statistica e calcolo matriciale, le basi della geodesia, la teoria sulla produzione delle carte topografiche, l'utilizzo di software commerciali per elaborazione dei dati di rilievo, il disegno tecnico e cartografico, la creazione e la gestione di geodatabase, fogli elettronici di calcolo e ovviamente l'utilizzo dei moderni strumenti di misura, quali stazioni totali robotiche, GPS, laser scanner, livelli digitali, quali prevedono ulteriori e specifici approfondimenti, oltre a software dedicati. Si pensa ad esempio all'analisi delle osservazioni di una sessione di misura statica GPS, dove si deve analizzare le varie fasi. La teoria sulle immagini digitali acquisite da sensori aviotrasportati o posti su satelliti artificiali. Il know-how appena descritto è indispensabile sia nei casi di commesse pubbliche, rilievi propedeutici ad opere pubbliche o al tracciamento delle stesse, sia per commesse private laddove venga richiesto di restituire i dati in uno o più sistemi di riferimento cartografici. Qui l'immagine seguente rappresenta il fondovalle del Valdarno e si può vedere come esso sia ricco di punti di riferimento. Qui c'è una didascalia dove vengono indicati sia capisaldi di livellazione che capisaldi GPS oppure trigonometrici. Uno di questi è proprio qui nella piazza del comune di Montevarchi, posta alla sinistra dell'ingresso proprio del palazzo. Quindi concludendo, e lascio la parola poi al collega, l'esperienza diretta, lo studio continuo e l'impegno degli organi dirigenziali della nostra categoria professionale faranno sì che il geometra topografo possa continuare a rispondere con successo alle richieste di enti pubblici e di imprese private. Grazie dell'attenzione.